danza dei Mamutones, ripresa nella campagna di Mamoiada, potrebbe far sorgere nello spettatore il sospetto di una consueta trasmissione sul colore sardo. In ogni manifestazione ufficiale o in feste organizzate dalle autorità, i Mamutones vengono chiamati infatti a rappresentare una sarditudine di maniera, nella stessa Sardegna e altrove. Certamente, al di là dello sfruttamento turistico, non si può negare tuttavia a questa componente del folklore isolano una specificità sarda in modo assoluto. Non si può dire che essa sia totalmente priva di significati. Si tratta di una danza rituale legata a miti propiziatori agrari? È probabile. Potrebbe inoltre fornire lo spunto per argomentazioni sui motivi della maschera, legati ad arcani riferimenti diabolici o ai primordiali riti degli avvicendamenti e della reincarnazione. Noi però abbiamo ripreso l'esibizione per ragioni completamente diverse. Il gruppo di uomini coperti di pelle e di campanacci, allusivo al mondo contadino e pastorale, circondato e catturato da pochi altri uomini vestiti in maniera diversa e in divisa, ci è sembrato potesse rappresentare simbolicamente l'assedio al quale la cultura sarda è stata sottoposta da millenni. Ci fu un tempo in cui i sardi della civiltà nuragica furono assediati e invasi dai Fenici e in seguito dai Cartaginesi. Le maschere irridenti che mostriamo alternate a quelle dei Mamutones appartengono a quegli uomini venuti da lontano. La resistenza nuragica fu strenua, poi cedette. Ai Fenici o Punici succedettero i Romani. Invasioni barbariche, le dominazioni bizantina, araba, pisana, genovese, spagnola. I monumenti della Sardegna e la stessa lingua sono le testimonianze, il marchio di queste egemonie esterne. Queste immagini si riferiscono alla conquista genovese. Il paese al quale i Savoia, per furbesco calcolo politico, diedero il nome di Castelsardo era chiamato prima Castel Genovese. Dopo i re di Sardegna con residenza a Torino, il difficile rapporto con la patria italiana. Infine, l'ultima e più subdola delle invasioni. Un recente libro, Costa Smeralda, come nasce una favola turistica di Bachisio Bandini, comincia.
Il principe navigava col suo yacht al largo delle coste nord-orientali della Sardegna. A un certo punto giunse in vista delle coste galluresi. Una visione mirabile lo affascinò. Cerchi d'acqua smeralda entravano a rinchiudersi nel grembo della terra. Il paesaggio era il tempo, un corpo geologico disteso nella fissità preistorica. Questa terra non era abitata da uomini. Il principe volle che fosse sua. Così una favola popolare racconta la nascita della Costa Smeralda. La speculazione viene fatta apparire ai sardi poveri della Gallura come un dono. L'originario stazzo gallurese, desertico e brullo, diventa un ridente paesaggio mediterraneo ad uso e consumo di pochi privilegiati. Ma non è più Sardegna, così come il folklore sardo scortato dai carabinieri ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno da circo gestito dai pubblici poteri. La trasmissione sulla Sardegna comincia da questo momento e da questo momento la dedichiamo alla memoria di Michelangelo Pira, l'antropologo che ci guidò dentro alcuni aspetti della realtà sarda. Cristo ne unto senente penato, su vinti esantandria pro e vini partidos chinsaro panzandea. Il paesaggio, inseguito dalla macchina da presa, appartiene ad una delle Barbagie. Il canto proviene da uno dei paesi della Sardegna più noti fuori dell'isola, Orgosolo. Un nome che immediatamente evoca gesta e delitti di banditi, di rapimenti e di abigeati. Fatti veri che sarebbe ipocrita nascondere, ma soltanto in pochi casi, in pochi film, in pochi documentari ed esclusivamente nei libri degli studiosi, questi luoghi vengono anche collegati alle prevaricazioni del potere di ogni tempo. Poche volte si ricorda la legge savoiarda delle chiudende, che alzando i muri divisori nelle proprietà private sovvertiva l'antico equilibrio economico e culturale. Poche volte si ricorda che l'ultimo tentativo di sopraffazione è avvenuto appena 12 anni or sono. Garrigose in Pustoria Zande, Chinanzone in mano a pedi impattu, su Pazarre su Mutin de Truvande, a Vilidos pensende a Suricattu,
in postura su mere sa pastura, mettate brutte più si incontrato. Ma non è giusto, secondo me, il termine di paese di banditi. E banditi venivano chiamati barbari, barbaggia, già dai romani, perché data la montuosità del posto, le foreste che lo circondano, è stato un paese che ha resistito, di resistenza antica, alle diverse invasioni straniere che ha subito la Sardegna. E tuttora anche le lotte di Pratobello è stata una lotta di resistenza contro le mire di esproprio del territorio comunale per mettervi una base militare. L'ordina su ministro e sa difesa, un manifesto ormano so istampato, posto so in sorsille si a sorpresa. Qua E siamo proprio al bivio di Pratobello, nel territorio comunale di Orgosolo, e qua si svolsero le azioni di resistenza contro la pretesa dei militari di fare le manovre in questo magnifico territorio, in questo magnifico prato, che è un po' la fonte della vita del paese, e dove i pastori da sempre che tornavano carichi di debiti dai pascoli invernali, qua pagavano poco, l'hanno gelosamente sempre preservato dai tentativi, sia anche dalle leggi delle chiudende, in modo che rimanesse un patrimonio comune, e sia come pascolo e sia come foreste. Questi lecci sono una fonte di reddito, danno le ghiandi che sono un mangime speciale per i maiali e per l'altro bestiame, e danno il legnatico del paese che è uno dei più pregiati, e così le siepi, l'ombra, l'aria pura. Senti, tu sei un poeta e hai composto sulla vicenda di Pratobello una canzone, come si chiama? Beh, si chiama Salotta de Pratobello, appunto. È una canzone secondo il modulo tradizionale in terzina, che fa un riepilogo delle lotte, e secondo la tradizione popolare sarda questa canzone non è tanto fatta per la recita, ma è fatta con la rima per essere cantata da su tenore, che è uno strumento gutturale, musicale del mondo pastorale sardo. E posta su bersaglio su patente, con bomba sa e mitraglia se cannone, setta su bandu promuti furzente, si riuna sa popolazione, de ambos e sol mannose minore, benzana presta sa riunione, si improvvisan diversos oratore, se deciden de lottare unito, si studia in tempo campese pastore. Accordo sindacato so è partito, so proclamano a cattolico marxista, sor banditore sia una bandita, la binda, la binda, la Serrambutte, artigiano, orbarista, e partito tu minore se manno, pro che cazzare sol militarista, pizzinetto se bezzor de gentanno, e zovane darde sa primisida, han indossato so rustico spanno, tu sai in campagna spartita, in cammie in macchina minore, sa lottatura più d'una chita,
a Pratobello vina su rettore, e sta arrivato con su segrestano, pro difende su prade su pastore, pro difende su prade su pastore. Manu fircaian salottave firmare ma currian e muttian in vano cada assemblea popolare. Ma chi è il pastore sardo? Chi è quest'uomo che si muove lieve sulla terra quasi sfiorandola, che in ogni suo gesto rivela una consapevolezza aristocratica ignota al mondo contadino e allo stesso mondo operaio? Anche quando uccide una pecora per la necessità di mangiare, può far pensare a un sacerdote nell'atto di compiere il sacrificio. Per entrare nella dimensione psicologica e culturale dell'ovile, avevamo bisogno di una chiave giusta e adeguata, quella di Michelangelo Pira, figlio di un pastore. L'antropologo e il pastore parlano nella lingua della comune cultura originaria. Come lo facciamo su una ragionata a discasso. Già hemos una via che non lo Ah, vero questo. Quanto sanno siamo? Ci incontriamo dopo 30 anni. 30 anni se ne non vide, Non ci siamo più visti perché abbiamo fatto strade diverse. Su Zichitu. Ma prima eravamo compagni, abbiamo fatto assieme le scuole elementari. Però prima Poi io sono andato a studiare Quanto e tu invece te sei pare? venuto in Fatto campagna. di scuola si impara. Cali scuola siamo fatti impare, cose elementari. E poi io sono andato a studiare e tu sei venuto a campagna. Io sono venuto a campagna. Quando hai cominciato a fare il pastore? Adesso sono le canne. A 11 anni. Finita la scuola, hai aspettato un po' a fare il pastore? No, ho cominciato subito. A mungere? No, a mungere subito no. Ho cominciato a imparare a poco, subito dopo la fine della scuola a giugno. Per imparare a mungere ci vuole tempo e si comincia quando la pecora ha poco latte perché è più facile. Si imparato o imparato. Ah, ecco. Canno giocate. Canno gioca per spacolare. Quando sei rimasto per la prima volta solo con il gregge? Dopo 3-4 mesi. Dopo 3 o 4 mesi. Di settembre. Non è che sia rimasto solo, mi hanno lasciato solo. E avevo paura a stare solo. Avevo paura dei ladri di bestiame, mi spaventava proprio lo stare solo. Avevo paura di tutto. Avevo paura dei morti, ma dovevo starci. Ah, avevi paura dei morti? Sì, perché gli anziani e i ragazzi più grandi mi raccontavano delle apparizioni dei morti. Poi ho incontrato chi mi ha detto che erano tutte favole e che me le avevano raccontate per farmi paura. A 14 anni mi sono reso conto che non erano cose vere. A ti messo via. Che cosa ti sembra di questo tempo che hai vissuto da pastore? Bene e male. Mi sembra però che oggi si stia un po' peggio. Io ti sembro invecchiato? Invecchiato. Abbiamo la stessa età e siamo in discesa.
E per forza siamo in discesa, bisogna investare pure. A me ora mi sembra che la tua vita e la mia non siano molto differenti. Una volta invece mi sembrava che le nostre scelte fossero molto diverse. No, sono diverse. No, io non discuto con te. Non dico che tu non lavori, però il nostro lavoro richiede molto impegno. È un lavoro duro che non lascia pause. Uno lavora a volte, del materiale, sola, proprio sola. Poi è capace che entro i vie stiamo un poco più liberoso, però è un lavoro di impegno. Battono un paio di ore, sì. a di ora comincia tu su Manzano. A che ora cominci a lavorare? Alle 3 del mattino. Sì. E finisco alle 8 quando gli altri incominciano. Poi mi fermo e riprendo alle 3 del pomeriggio fino alle 6 di sera, quando mi va bene. Altrimenti devo essere presente al gregge 24 ore su 24. E che lei non sa 6 a 7 di sera. Quando mi hanno bene, quando non sto sulle 24 dove 24. Non puoi scioperare. Certo che non posso. E se avessi un dipendente non potrebbe scioperare nemmeno lui, perché la mungitura non può essere rimandata. Se io che sono dipendente, siamo a cosa deve stare chintico. Che ne murta, non potete stare, perché tu sei là sopra una che ne travagliato, non potete stare. Ma quello del pastore è un mestiere diverso dagli altri. È diverso. È un lavoro di impegno e di fatica. Che cosa c'è di bene e che cosa c'è di male in questo tuo lavoro di pastore? Te lo chiedo perché mio padre era pastore. Ma la nostra vita è quella di fare i pastori. Non sapremo fare un altro mestiere. Altra cosa non siamo fatti nulla noi. Bisogna che prosente che a noi si ammie e atero del suo tempo mio, ecco questa vita. Sono minori, che poi te non me ne credi di meno. Perché adesso i ragazzi non vogliono fare i pastori? Forse perché c'è un solo modo di fare il pastore? Il tuo modo? Io non ne conosco altri. So fare il pastore come mi hanno insegnato. Non è un mestiere facile. No, non è facile. Oggi i vecchi muoiono senza riuscire a insegnare come si fa il pastore. E così ci sono i pastori moderni, che non vanno dietro al gregge, mentre la pecora ha bisogno di essere seguita. Non esiste un modo nuovo, moderno, di fare il pastore. Da chi hai imparato a fare bene il tuo mestiere? Dal maestro delle elementari o da tuo padre e da tuo nonno? Ho imparato dai miei vecchi, ma non si impara mai a sufficienza. Neppure l'uomo anziano sa fare fino in fondo il pastore. Dopo che mantano so che la diventare un mine come. E sono mine morti imparando questo. Naso di questo che sono mine morti imparando. Però e le persone più valide che hai conosciuto provenivano dal mondo della cultura o dal mondo pastorale? Ho conosciuto persone in gamba sia tra quelle istruite che tra i pastori. Certo. Insomma, a poco capo connuto. Era poco connuto di questa maniera, si è ben istruito al mondo, si è ben pastore al mondo. Non è il mestiere che fa la persona in gamba. No. A te sarebbe piaciuto studiare? Sì, mi sarebbe piaciuto, anche perché ero bravo a scuola. E ancora adesso leggo. Leggo i quotidiani, leggo i settimanali, leggo tutto ciò che mi capita, leggo romanzi. E quali romanzi hai letto? Quale romanzo lì? Ne ho letti tanti, quelli di Grazia Deledda. Sto aspettando di leggere il tuo libro che mi ha promesso Peppino Paolo. Ma il mio non è un romanzo. Va bene, ma io lo voglio leggere lo stesso perché mi interessa conoscere quello che hai scritto. Però io ricordo che una volta negli ovili si leggevano libri famosi. La Divina Commedia, l'Orlando Furioso, la Gerusalemme liberata, la Gerusalemme vittoriosa. È vero. Adesso negli ovili girano cose differenti. Giornaletti o libretti rossi, quelli di Mao Zedong. I tempi sono cambiati, c'è la televisione. Quando rientro a casa accendo il televisore e seguo i programmi fino alle 10 di sera. E voglio che si faccia silenzio perché io voglio ascoltare. E in che senso la televisione ha cambiato la tua vita? Prima il tuo mondo era il paese, era l'ovile. E la bettola. Ecco, la bettola era il luogo dell'incontro, della comunicazione. Nella bettola mi ci trovo bene perché sono stato abituato così. Spesso bevo un po' di più del necessario, specialmente nelle giornate di festa. Però adesso mi piace anche tornare a casa e guardare la televisione.
Per fortuna qui non ci sono i tuoi compaesani, altrimenti ti prenderebbero in giro. Anche se mi ascoltassero non mi importerebbe niente. Con la televisione il mondo si è allargato, tu vedi Parigi, vedi Londra, Mosca. Ti piacerebbe andare a Londra, a Mosca, a New York? Ma mi piace andare a Londra. Svizzera mai la sapi. Ascolta. Andare a New York, a Mosca o a Pechino. Ci andrei volentieri se con me ci fosse una persona come te, a spiegarmi e a farmi capire le cose. Ma neanche uno come me potrebbe guidarti a capire tutte le cose. Anch'io certe cose non le capisco. Non è la stessa cosa. Però molte di queste cose la televisione ce le fa vedere a casa. E da quello che vedo in televisione ho un'idea delle cose del mondo. Il pastore deve essere anche un po' balente, deve essere all'altezza delle situazioni. Ecco, che cos'è il balente secondo te? Però bisogna essere un po' balente. Si deve tarranzare, deve essere un uomine balente per andare al balente. Un modo di essere balente è quello di rubare 2 pecore a uno, 3 pecore a un altro. Ma chi fa queste cose non merita stima e fiducia. Se oggi si rubasse come tanti anni fa non ci sarebbe più una pecora. A non pensare che se i soldi prima si danno a furare come una soldi come, non l'hanno lasciato in luogo. I soldi prima già lì si sono pesati proprio sul mestiere del Saura. E a Nana anche la stenna. Allora qui a Bitti era un'offesa essere chiamato balente. Prima era un onore. Se non eri balente non ti davano in moglie le figlie. Diciamo che, almeno per alcuni, era un onore. Una muta bitinia. Una muta bitinia. Allora, ma che ne deve dare di questa valentia voi? Ecco, in un luogo desolato, aspro, dove non cresce quasi niente. Immagina un luogo colpito dalla bomba atomica. Chi sopravviverebbe, il pastore o lo scienziato? La bomba nucleare, i sopravvissuti lì. In una crostacea dove non cresce nulla, chi si l'accampamento? Un pastore o uno scienziato? Il pastore, naturalmente. Anche se ci sono soltanto pietre. Già vedere il gregge che si muove lo fa sopravvivere. Perché è stato abituato a vivere in luoghi desolati. Ma non sarebbe bello viverci. Luoghi così sono belli soltanto in fotografia. Allora fotografare. Però a vivere no. Però in luoghi come quelli il pastore sopravviverebbe meglio dello scienziato. A avvenire questi scienziati. Noi questa pesatura Ecco, sono arrivate cose nuove qui da noi, fabbriche come quella di Ottana, e sono finite male. E invece il pastore c'è ancora. Sì, ma al pastore piacerebbe anche vivere nei luoghi dove ci sono altre cose oltre la pastorizia. Gli piacerebbe vivere tra la gente. Però in un mondo dove scomparissero tutte le altre attività, il pastore resterebbe. Ma sul pastore resta sempre, è vero. Nella cultura pastorale sarda, ognuno deve restare al suo posto. Il posto dell'uomo è l'ovile e i pascoli, quello della donna, il paese, la casa. Come giocavano le bambine? A casa, per la strada?
Giocavamo a coccos, con i sassi, anche a carte. In domo e sa scarreras. Finamente da calettate. Fino a quale età giocavate a coccos e a carte? E finamente sotto 9 anni? Non me lo ricordo. Fino a 8-9 anni. No. Giocavate assieme maschi e femmine fino a quell'età? Ma sì, qualcuna sì, non tutte. E dopo i ragazzi andavano all'ovile e le ragazze accudivano alla casa, in paese. E cosa facevano le ragazze in paese? Facevano tante cose. Andavano all'orto, cucinavano, facevano tutte quelle cose che c'erano da fare in una casa. E ubbidivano alla mamma. E che disobbedienza è da sua mamma? Sì. E obbedivano alla mamma perché il padre viveva e lavorava nell'ovile, in campagna. Beh, mio padre no, magari, perché era fabbro e stava in paese. In campagna. Forse il babbo mio non fi pastore, babbo mio, il frailaglio. I bidaresu. Bidaresi. Frailaglio. In bida bistaiana solo frailaglio. In paese stavano gli artigiani, il fabbro, il calzolaio, il falegname. Ma io siete frailaglio dai corsovizi, state in bida. E la donna che faceva in paese? In domo, chi a forare? Ne aveva tante da fare. Andava al mulino a macinare il grano, poi nel campo, nell'orto, soprattutto nell'orto. E poi la donna faceva il pane, no? Sì, però prima della molitura bisognava pulire il grano, poi faceva il pane. Certo. La cottura del pane era lunga. Tra una lievitazione e l'altra si introduceva nel forno l'orzo quando il forno era appena tiepido. Intanto era pronta l'altra infornata e così si andava avanti. Si facevano delle cotture per 3, per 4, per 6 mesi anche. E poi a tessere. Sì, a tessere, a filare, a fare calci di lana. Tutti imparavano, tutti. Anche nella scamisa sosporo, tutti in specie del lavoro lo fanno. Tra uomini e donne c'era più spontaneità prima o adesso? Tra mascoli e femmine, coiuatos e non coiuatos, o come? Beh, è come confrontare il giorno con la notte. A fondo, sa dire chi sa notte. In che senso? È onestà. Nel senso dell'onestà, non era come adesso. Ma che cos'è l'onestà? È che la donna deve rimanere al proprio posto. Noi non osavamo fare certe cose come adesso. Nella piazza, nel corso, in pubblico, dappertutto. E cosa fanno? Lo sanno loro quello che fanno. Fanno quello che vogliono. Ma cosa fanno? A me sembra che non facciano niente di male. Niente, altro che niente. Non sanno loro quello che fanno. Beh, sono cose che hanno imparato. È comodo. Perché non è bene fare quello che fanno? Perché siamo arrivati al punto in cui siamo oggi, ecco perché. E tu te ne pensi di questa cosa, E tu cosa ne pensi della donna sempre chiusa dentro casa? Una cosa naturale. Non era sempre dentro casa. Non è vero. La donna usciva anche. Dopo la messa, uomini e donne ci si guardava durante la passeggiata. Ci si incontrava anche quando la donna usciva per andare a prendere l'acqua alla fonte. E poi c'era la passeggiata la sera. Quindi si è passeggiati cusa. Ma in fondo questa era un'ipocrisia. Vabbè, no, tu in cui si scusa. Non era un'ipocrisia. Si usciva, si incontrava con lo sguardo. Non si poteva abissire, binicuda di un certo.
a differenza, il po' di anni prima, una pizzina bella... Nel matrimonio contavano molto le differenze sociali? Certamente. Uno ricco non doveva sposare una povera. Altrimenti il paese giudicava male. Sì, giudicavano male. Capirà. Ma cos'era questo giudizio? E quando due non appartenevano allo stesso ceto sociale, non andava bene sposarsi. Ognuno doveva stare nel proprio ceto. E adesso c'è ancora questa differenza di ceti nel matrimonio? C'è stata, c'è e ci sarà ancora. No, sta scomparendo. Il giudizio della gente ci sarà sempre, sempre ci sarà. No. Oggi è diverso. No, che è diverso. Sì. Qualche cosa oggi è diverso. Ma La donna un tempo viveva rinchiusa dentro la casa, però comandava molto. Ma perché dici rinchiusa in casa? Non è vero. Usciva spessissimo. Andava alla fonte, al mulino, in chiesa, a fare la spesa. Quindi non era rinchiusa come dici tu. Beh, non rinchiusa, diciamo riservata. Riservata, sì. Ma vero è che è vero che per certi omicidi i mandanti erano le donne? No, mai. Se la donna fosse mandante. Erano faccende da uomo. Sì. La donna tenta di calmare le acque per non arrivare all'estremo. Tenta di calmare. E adesso? Adesso, a proposito di queste cose da uomini... Adesso è peggio di prima. Si uccide per niente. E oggi anche le donne uccidono assieme agli uomini. Non è questo qualcuno sul bello, però sa vita come noi sul bella. Comunque oggi la donna sta meglio. Come te deve stare bene una emina, insomma, no? È giusto prima. No, sempre, per bene. Come te deve essere una emina? Ma come deve essere la donna per essere veramente al suo posto? Deve essere onesta. Deve vivere col marito. Invece quelle di oggi si comportano diversamente. Prendono un ragazzo, lo lasciano, ne prendono un altro ancora. La donna oggi non pensa soltanto al matrimonio. Pensano a divertirsi invece di sposarsi. Una che, ma non è manco che si diverti, ne una pensata responsabile su chi ha che te. Una che per esempio travaglia, ha dato un stipendio. Non soltanto a divertirsi, vogliono essere più liberi. Una donna che ha un proprio lavoro, perché deve rendere conto al marito di quello che fa? Certamente, ha diritto ad essere indipendente. No, deve rendere conto al marito, se gli è fedele. Mettiamo che non abbia marito. E se non ha marito avrà pure un padre, la madre. Ma se su babisa mamma, se può no, magari su babisa supponiamo che il padre e la madre vivano lontano. Se è sola, dovrà rendere conto a se stessa. Si deve stare come... Però la donna non deve stare zappata in casa. Deve uscire. Non deve essere troppo schiava delle regole. No. Deve rispettarle, le regole. Ma le regole sono cambiate. Ce ne sono tante di regole. No, è troppo. Lo conoscete il racconto di quella donna di Bitti o di Nuoro, la quale morendo disse: io non soffro di morire, io soffro di non aver imparato. No, io non conosco questo racconto, però conosco il proverbio che dice: il vecchio muore imparando ancora. Forse con bene perché non sa imparare? Ma non è da 106 anni. Mia nonna morì a 106 anni e qualche giorno prima di morire aveva composto dei versi. Zaenzo. Era nata sul morto. A suo morto che non ha visto. Cavigliana sul morto. Zaenzo, 3 dias.
Da millenni ormai alla cultura pastorale in Sardegna si affianca quella delle miniere. Il paesaggio cambia. La natura è stata violata e trasformata dall'uomo per soddisfare esigenze diverse da quelle del pastore, magari più moderne, certamente più drammatiche. Il tipo di lavoro basato sul rapporto tra i compagni, la sudditanza a un padrone, a un regime strutturato su complesse leggi economiche, hanno fatto del sardo minatore un uomo diverso dal pastore. Come in altre nazioni famose per le miniere, l'Inghilterra, il Galles, eccetera, dico, qui c'è la stessa tradizione di un mestiere che si tramanda di padre in figlio? Sì, nel caso mio sì, perché io infatti ho preso proprio il posto di mio padre. Io ho sostituito mio padre. Mio padre ha dato in pensione nel 70 e io sono entrato qui, avevo appena 18 anni. Adesso ne ho 27 e sono ancora qui. L'unica fonte di lavoro per me è stata questa. Non essendoci questa, non avrei fatto nulla, può dire. Allora, voi sapete che c'è una tradizione, una letteratura sulle lotte operaie, sulle lotte dei minatori. Si è parlato anche di sfruttamenti. Qual è la situazione di oggi rispetto a ieri? Come lavora oggi il minatore? In certe aziende si lavora, cioè a livelli avanzati. Mettiamo la nostra in particolare. Cioè non è a certi livelli avanzati come tantissime altre. Cioè, mettiamo Montepone. Montepone ha delle tecniche abbastanza avanzate in confronto a noi. Noi lavoriamo con delle macchine abbastanza logorate, in particolare dove lavoriamo noi, che è uno dei lavori più importanti dell'azienda. È iniziato tantissimi anni fa dalla Pertusola. È abbandonato per il motivo dell'acqua e la nostra società, grazie a loro, in un certo senso, il dirigente e roba del genere, ci portano avanti il loro discorso della Pertusola. Cioè noi stiamo facendo un avanzamento a meno 150. Un avanzamento che doveva andare a lavorare, cioè una massa blendosa enorme, dicono i tecnici, speriamo, me lo auguro che sia così, con dell'attrezzatura logorata al massimo. E l'operaio, cioè, deve adattarsi, deve cercare di fare qualcosa. Cioè non ci riteniamo sfruttati, perché non siamo sfruttati in un certo senso. Il lavoro in se stesso, insomma, è massacrante. Il lavoro in se stesso, il lavoro del minatore è massacrante in se stesso. L'augurio è che ci diano qualcosa in più per poter arrivare a questa enorme massa che c'è da sfruttare almeno per un paio d'anni. Sentite, 10-15 anni di lavoro lì, insomma. Ho capito, dico, ma nonostante queste difficoltà obiettive che ci sono, i giovani continuano a tornare in miniera? Non è il fatto, ritorniamo al particolare di prima, non è il fatto che devo ritornare in miniera, sono costretto in un certo senso, la società capisce quello che dobbiamo fare in un certo senso, perché noi siamo costretti a tornarci per quel particolare lì. Non c'è passione in un certo senso, perché preferirei lavorare all'esterno, perché ho 27 anni e una bronchite cronica, non posso più fare degli sforzi. All'esterno magari posso lavorare benissimo, ma all'interno fra 5-6 anni sarò ancora più logorato, capisce? Quindi non è vero l'orgoglio romantico del minatore? Ascolti, per la miniera è un amore pilotato. Si è costretti ad amare la miniera, a cercare la miniera perché è l'unica risorsa della zona, o miniera o disoccupazione, o lavoro nel sottosuolo con i disagi che ne comporta, o fame. La frontiera del pastore è la natura, la frontiera del minatore è lo Stato, è la vita politica. Il minatore è un passo avanti rispetto all'agricoltore, è un organizzatore di cultura, è il prodotto di un'aggregazione sociale abbastanza forte, da sempre.
Il minatore stesso probabilmente nasce nella divisione del lavoro come effetto della perversione dello Stato. I primi minatori sono stati condannati ad metalla. Ancora qui abbiamo avuto i morti. Il primo sciopero generale italiano si è fatto in seguito ai fatti di Bugerro. Chi erano i morti? Erano dei minatori uccisi dal padronato e dallo Stato insieme, perché fosse chiaro che non ci sono differenze, no? fra Stato e Stato classe sociale. Qui ecco, siamo a Iglesias, abbiamo così già nel 1200 documenti giuridici altissimi proprio di civiltà mineraria, che so, dagli inizi del secolo, sin dalla fine del secolo scorso, dagli inizi del secolo, qui è nata la classe operaia sarda. Qui ci sono i nuclei più forti di classe operaia, i più maturi, quelli che hanno la coscienza più sviluppata, più solida, più cresciuta, più sviluppata e così via. E questi si sono abituati a guardare così, che so, alla Borsa di Londra, dove si aveva il mercato del piombo e dello zinco dei prodotti locali, sin da quando nelle zone pastorali non si sapeva leggere. Questa è una civiltà diversa, tuttavia sono entrambe profondamente radicate. Il problema della saldatura, ecco, fra la cultura del minatore e la cultura del pastore è un problema che si sta risolvendo, e si sta risolvendo soltanto adesso, ecco, soltanto da poco. Per la prima volta abbiamo avuto un segretario della Confederazione Generale del Lavoro regionale eletto in questi giorni proprio, il quale negli anni 50 era un dirigente del movimento dei pastori, ma sinora tutti i dirigenti sindacali di maggiore più importanti venivano espressi dal Sulcis, da questa zona, dalla zona mineraria, oppure dalle città sarde. Se la lotta politica di questi ultimi anni ha favorito l'aggregazione, la vita quotidiana offre agli uomini delle due culture, agli uomini e alle donne, poche occasioni d'incontro. Sopperisce la festa, una festa di tipo particolare che ha pochi riscontri nelle consuetudini di altre regioni. Nella campagna sarda, che la poca densità di popolazione e i rari agglomerati urbani nell'interno dell'isola fanno sembrare sconfinata, appaiono improvvise bianche costruzioni, oasi imprevedibili in un mondo di pietre. Sono le conversias, dove si venera e si festeggia un santo, ma dove in effetti uomini e donne, pastori e minatori, giovani e anziani, vivono in comunità per 9 giorni, governati da un priorato al capo del quale c'è un priore che dura in carica 1 anno. Questo è il santuario di San Francesco di Lula, in provincia di Nuoro. Siamo tornati nei luoghi della tradizionale attività pastorale, ma in una zona mineraria conosciuta e sfruttata fin dal tempo della dominazione romana. Nelle miniere di Lula un tempo lavoravano anche le donne. Non molto lontano, dietro la cresta dei monti, si levano anche le ciminiere delle fabbriche di Ottana. Per 9 giorni qui dentro si ritrovano i protagonisti delle 2 antiche culture e gli operai dell'industria petrolchimica. Su tutti prende però il sopravvento l'antica aristocrazia pastorale. Per 9 giorni qui si vive intensamente la vita comunitaria. Regna sovrana la legge dell'ospitalità. Sono rigorosamente banditi odi e rancori, si intrecciano e si potenziano rapporti. Il vecchio priore ha passato le insegne della sua dignità al nuovo. Il vecchio priore è un pastore, un uomo antico. Il nuovo un giovane con una professione civile, quella del geometra, ma non ha la regale dignità del suo predecessore.
nuovo priore ha fatto comunque le cose in grande, come impone la tradizione. Lungo la strada del ritorno a Nuoro, la comunità della Conversia di San Francesco si ferma a Sarbore, cioè in un luogo ricco di alberi, ricco di ombre. Il priore, come un re omerico, ha ordinato il sacrificio di un intero gregge per i suoi ospiti. È uno sciale senza limiti, che ha tuttavia la funzione culturale di riscattare le lunghe solitudini, le privazioni, di ratificare l'identità di gruppo. Domani il quotidiano busserà di nuovo alle porte della realtà sarda con le sue ferree esigenze. Il pastore tornerà al gregge, tornerà a sfiorare lieve la terra senza mutarla, senza violarla. Il minatore scenderà nelle viscere della montagna a selezionare materiali, a cercare nuove vene di minerale che gli garantiscano la sopravvivenza per un certo numero di anni. Egli continuerà a mutare il paesaggio, ma lasciandolo sempre vivibile e a misura di uomo. Ci sono poi i mostri della petrolchimica, che in crisi fin dal loro sorgere hanno tuttavia fatto in tempo a turbare l'equilibrio naturale e le coscienze degli uomini, senza risolvere i problemi economici e culturali dell'isola. Rispetto allo stesso minatore, ma ancor più rispetto all'inquieto operaio dell'industria petrolchimica, il pastore ha maggiori possibilità di sopravvivere. Ma certo non si può chiedere alla società sarda di rimanere confinata nell'arcaicità della vita pastorale, quasi non fosse degna di una cultura alternativa. La Sardegna non può rimanere in eterno un'isola culturale, non può essere da un lato scarico improduttivo di scorie inquinanti e dall'altro paradiso terrestre per pochi privilegiati. Noi qui non possiamo e non vogliamo dare soluzioni. Sappiamo soltanto che i mamutones, visti come immagini del vero colore sardo, debbono abbandonare la scena per sempre.